Noi siamo la politica delle persone che credono, la politica delle idee che diventa nazione, noi siamo lo spirito che combatte la materia. Ariana Meloni ha concluso il suo tour in Friuli Venezia Giulia proprio qui in via Grazzano a Udine, dove è la sede di Fratelli d'Italia. Ha sottolineato una cosa molto importante: tantissima gente, diciamo così, pieno la sala in ogni ordine di posto. Ha concluso dicendo: siamo il futuro, siamo il presente, con noi inizia una nuova stagione politica. Abbiamo una struttura radicata sul territorio, perché così è sempre stato e noi questo continueremo a farlo, perché non andremo soltanto nel palazzo allontanandoci dalle persone, noi rimarremo in mezzo alla gente. Questo è quello che abbiamo sempre sognato e penso che non tradiremo mai quegli ideali che ci hanno portato tantissimi anni fa a iniziare a fare politica. Un partito in crescita, fondamentale nella maggioranza di centrodestra, una Presidente del Consiglio, prima donna della storia repubblicana alla guida di un governo, forte e presente, rispettata all'estero, amata dai suoi elettori e odiata dagli avversari perché donna coraggiosa capace di fondare dal nulla un partito e portarlo al vertice della politica italiana. Ariana Meloni ci tiene a sottolineare che non esistono serpi e ragnatele. Fratelli d'Italia è un progetto politico nato per sdoganare la vecchia destra in una casa della destra tricolore, nazionale e europea. Qui non esiste la regola del cambio di casacca in corsa, perché il carro del vincitore è vincente, è sempre abbondante, utile soprattutto per tutelare al meglio la poltrona di comando. Fratelli d'Italia è qualcosa di diverso. E c'è un esercito di uomini e donne che spesso non hanno nessuna medaglietta, che lavorano silenziosi nell'ombra, solo perché ci credono davvero.